Buongiorno, dottor Sofiantini e benvenuto in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Buongiorno a lei e grazie per questo invito e questa opportunità. E siamo molto felici di averla con noi perché lei ha un'esperienza molto interessante, molto importante che vogliamo portare alle nostre caregiver e ai caregiver in generale. Ci vuole raccontare qual è stata la sua esperienza con la malattia dell'Alzheimer? Sì, allora, la mia esperienza è iniziata con le difficoltà di linguaggio di mia moglie. A un certo momento non riusciva più a definire gli oggetti. Passami il coso, dammi la cosa, dov'è il coso? E all'inizio ci si infastidiva anche per questo fatto, perché non si capiva cos'è sta cosa. Eccolo qui il coso, cos'è questa faccenda? E alla fine invece, cioè a lungo andare la cosa si è aggravata e quindi siamo andati in ospedale a parlare con un medico per capire, ma questo medico conosceva mia moglie, conosceva la famiglia, suo papà che era medico pure lui. Ma sì, Chiara, cosa vuoi che sia? Capita anche a me, non mi viene la parola. Ha fatto a sminuire. E vabbè, in questa maniera abbiamo solo perso un po' di mesi perché nel frattempo la malattia è avanzata e peggiorata. Il secondo sintomo è stato quello del riconoscere i volti delle persone. Mia moglie era stata un'insegnante, ci capitava che qualche ex alunno si fermava per la strada, buongiorno professoressa, come sta? Ci parlava. Mia moglie abbozzava, faceva finta di, perché riusciva comunque a mantenere questo dialogo, ma appena andava via la persona gli chiedevo, Chiara, ma quello lì chi era? Lo sai tu? Mentre una volta lei riconosceva le persone anche da dietro, dalla nuca, per dire. Poi con l'aggravarsi della malattia è arrivato purtroppo anche il momento in cui non ha più riconosciuto noi, me, i miei figli, i nostri figli. Purtroppo è andata così. Poi ancora, altro sintomo, quello, lei aveva insegnato matematica, non è più stata capace di fare i calcoli, faceva la denuncia dei redditi mia e di suo papà e a un certo momento ha detto basta, non ce la faccio più. E ancora, lei nel frattempo, negli anni, era diventata una abilissima cuoca, a un certo momento non ce l'ha fatta più a cucinare perché la testa, se non funziona, non ti dice cosa ci va nella pentola, cosa bisogna fare, la successione delle operazioni. Ma io ricordo come momento molto brutto quando lei si rese conto di non essere più capace di fare la propria firma. Mm. Quello è stato un momento brutto. Questi sono stati tutti i sintomi nella fase iniziale, che possiamo dire, questa fase è durata dai 2 ai 3 anni ed è sicuramente una situazione che sconcerta il familiare e le persone che stanno vicino all'ammalato, che però è una situazione assolutamente gestibile a casa. Poi però la malattia prosegue e quindi intervengono altri aspetti come le allucinazioni. Le faccio una domanda, prima Prego. che mi racconti come prosegue la malattia, mi piacerebbe capire da lei, nel momento in cui c'è stata questa prima fase dove avete iniziato a cogliere i primi segnali, lei in che fase della vita era? Lavorava, aveva degli impegni particolari? Proprio se mettiamo i riflettori anche su di lei come caregiver, cosa Sì, stava sì. succedendo nella sua vita nel momento in cui la moglie ha iniziato ad avere questi primi segnali? Beh, io allora lavoravo in un'azienda farmaceutica, ero nel momento migliore, diciamo, della carriera, dei risultati e delle soddisfazioni. Lavoravo a Firenze, io abito a Legnago in provincia di Verona e tutte le settimane facevo Legnago, Firenze, andata e ritorno. E l'ho fatto per 10 anni, sta cosa. E quindi nella prima fase mia moglie, tra l'altro, ecco, riusciva nel fine settimana a recitare
lei, per non crearmi problemi nel lavoro, era abile, riusciva a far sì che diceva, ma sì, tu non ti preoccupare, qui ci arrangiamo, va tutto bene. Mm. E quindi siamo andati avanti così. C'era, a dire il vero, c'era anche mio figlio a casa all'epoca ancora, per cui potevo essere tranquillo, però la malattia peggiorava. Ed è peggiorata con gli altri aspetti che le dicevo che sono emersi nella seconda fase della malattia, e quindi l'irrequietezza, il nervosismo, qualche allucinazione. Le Mm. allucinazioni a me mi sconcertavano, non sapevo come, cioè mia moglie vedeva delle figure che non c'erano, io non sapevo come gestire sta cosa. E quindi comunque siamo andati avanti così fino a quando l'ultimo anno che ho lavorato, facendo un mese di vacanza intero con lei, io e lei da soli, mi sono reso conto che non potevo più lasciarla da sola assolutamente. La malattia era peggiorata tantissimo, per cui questo era agosto, rientrato in azienda a settembre, ho dato le dimissioni. Fortunatamente avevo superato di 6 mesi la soglia che c'era allora per andare in pensione, e quindi sono andato in pensione, non ho avuto ripercussioni economiche, diciamo, mentre purtroppo in Italia sono soprattutto donne costrette a mollare il lavoro, e queste persone perdono il reddito e non avranno mai la pensione. Questo dico in ogni occasione, questo non è da paese civile, Mm. lasciare queste situazioni. Per cui io abbandonai il lavoro, e dal gennaio del 2006 sono rimasto a casa, mi sono dedicato completamente a mia moglie. Sono Lei riuscito. sta descrivendo quanto è complessa l'esperienza del caregiver. Sì, Mm. sì. Sono riuscito dopo un po' a farla convinta a vendere la sua auto, perché Mm. è un pericolo mandare in giro un ammalato di Alzheimer con la macchina. Chiara, ci sono io adesso a casa, ne facciamo di 2 auto, andiamo, siamo sempre insieme, per cui l'abbiamo venduta, la sua patente è scaduta nel frattempo ed è andato sto aspetto tutto molto liscio. Mm. Mentre so che mi raccontavano altri familiari, soprattutto donne, togliere la macchina al marito malato di Alzheimer è una tragedia, è un lavoro difficilissimo, Mm. perché l'uomo non ne vuole sapere di mollare il mezzo, capito? E quindi quello è stato. E poi mi sono appunto dedicato a lei, ma nel frattempo appunto la malattia proseguiva inesorabile, il peggioramento continuava. E io cominciavo a non avere più neanche un attimo di respiro. I figli erano via per lavoro, con le famiglie, all'estero, a Milano, eccetera, e io mi ero ritrovato da solo a gestire questa situazione sempre più complicata. Non potevo neanche farmi la barba tranquillo, perché mia moglie era lì che mi cercava, anche se ero a mezzo metro di distanza, continuava a chiamarmi. Forse si rendeva conto che stava scappando in quella malattia. E quindi in quel periodo sono riuscito ad inventarmi una cosa che poi mi hanno detto: guarda che tu hai realizzato la banca del tempo. Mm. E cioè sono riuscito a coinvolgere alcune persone, parenti, amici, vicini di casa, a venire a trovare uno alla volta ogni pomeriggio mia moglie per un paio d'ore. Avevano scelto loro il giorno, quindi tutti i giorni alle 3 veniva una persona a trovare mia moglie, stava con lei fino alle 5. E io in quelle 2 ore potevo uscire di casa, correre dietro a tutte le incombenze che ci sono per mandare avanti la casa e la famiglia, e per avere un attimo di respiro. E la cosa funzionò anche bene, perché ricordo che all'inizio mia moglie mi disse: hai visto quante amiche che ho? Mm. Se no che poi dopo 3 mesi circa sta cosa non ha funzionato più, l'irrequietezza era sempre più accentuata, queste persone gli davano fastidio, quindi abbiamo dovuto smettere.
Quindi se ho capito bene la sua reazione non è stata quella di isolarsi rispetto a questa malattia e quindi di chiudersi in casa No, con no. sua moglie, come a volte succede in questa malattia, compare la vergogna, compare questo senso di isolamento. Lei è rimasto aperto e in contatto con il vicinato, potremmo dire. Sì, sì, assolutamente, no, non ho avuto remore di questo tipo e sono sempre andato avanti, anche più avanti, mi ricordo quando mia moglie non ambulava più e quindi era in carrozzina, la portavo in giro per il paese in carrozzina, senza vergogna, senza problemi. Ecco, e quindi tornando a noi, la situazione è peggiorata progressivamente. eh, Fino a quando non è scoppiata la crisi comportamentale. Uso il termine scoppiata perché a me mi ha preso completamente alla sprovvista. Improvvisamente una sera mia moglie non ha più voluto saperne di dormire nel nostro letto. Niente da fare, si alzava continuamente, da una stanza all'altra, da su a giù, da dentro a fuori, da una poltrona a una sedia, tutta la notte, tutto il giorno successivo, tutte le notti, non c'è stato verso, non c'era un attimo di pace. Si dormiva qualche minuto Mm. nelle posizioni più strane, su una sedia, su una poltrona. Cioè, io avevo sviluppato col mio lavoro una capacità di resistenza allo stress notevolissima, notevole. Ma qui eravamo arrivati a dei livelli veramente molto, molto pesanti. E mi ricordo che come si faceva, no? La reazione più normale qual era? Aggiungi i sedativi, dagli ancora, Mm. anche se gli davamo dosi da cavallo, non cedeva al sonno, non c'era verso. La sua era una agitazione veramente incredibile. Non era violenta assolutamente, però l'agitazione, il nervosismo era fortissimo. Allora, io mi sentivo sotto le bombe. Mm. Ho fatto 40 giorni di inferno. Telefonavo in ospedale a Legnago, dove abito a Verona, e mi sentivo dire più volte, me l'hanno detto, no, guardi, non pensi che la possiamo ricoverare perché noi non siamo attrezzati quando la malata è in quelle condizioni. Ah, dico, voi non siete attrezzati, io invece a casa mia ho una clinica super organizzata, non ho problemi a gestire queste cose. Mm. Quindi in questa fase, che è quella, la fase acuta della malattia di Alzheimer, e gli ospedali dovrebbero essere teoricamente organizzati per le acuzie, così si dice, no? Bene, per l'Alzheimer no, ti lasciano in braghe di tela. E quindi in questa fase la famiglia e l'ammalato non ha alcun aiuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Mm. Questo non ho timore a dirlo in ogni sede ed è tuttora così, perché io sono a conoscenza di tante situazioni, di tante famiglie che sono in questa maniera. E quindi questa è un'altra cosa inaccettabile da paese non civile, non si può lasciare le famiglie in questa situazione, anche perché poi le reazioni del caregiver possono essere le più diverse. C'è quella razionale, ma c'è anche quella irrazionale o addirittura estrema. A Verona è già successo 3 volte che lui non ce la fa più, uccide lei e si uccide. Queste e sono soprattutto uomini che arrivano a fare queste cose perché non hanno mai gestito la casa e tutte le problematiche. Si trovano in mezzo a queste problematiche con la moglie che sta male, allettata o in crisi comportamentale, per cui decidono di farla finita. Questo è. E devo Quindi dire c'è una che sopraffazione in qualche modo, ci si sente sopraffatti. Ah sì, e poi abbandonati perché se non hai l'aiuto di uno psicologo, di qualcuno che ti segua, i cattivi pensieri ti possono venire. Ecco, a me, io devo dire, a me mi ha aiutato il raziocinio, ma anche la fede, se non l'avessi avuta non lo so come sarebbe andata a finire la cosa.
Bene, in quella fase poi sempre più acuta, allora mia moglie non voleva saperne di bere, di mangiare, di assumere farmaci, di stare tranquilla un attimo. Abbastanza velocemente si è denutrita, disidratata, gli viene fuori una febbre quella volta, viene il medico a casa, devo dire che l'ammalato non aiuta il medico perché non gli dice dove ho male qui o male là. Allora il medico quella volta disse, ma secondo me ha la cistite. Boh, e l'abbiamo curata per la cistite, ma dopo ancora 3-4 giorni la febbre c'era. Allora mi sono stancato quella volta. Ho chiamato il medico e gli ho detto, sai cosa c'è? Io adesso vado dai carabinieri e faccio una bella denuncia per mancata assistenza sanitaria, perché qui c'è una persona che sta male e nessuno se ne vuole occupare. Vedrai che caos che faccio. Allora si vede che ha sentito una persona un po' determinata, dopo 2 ore c'era il posto letto in ospedale. Allora anche questo mi fa molta rabbia perché allora se non reagisci sei una pecora e come pecora ti passano sopra e non ti considerano. Devi reagire e agire e protestare, allora ti si aprono le porte e gli aiuti. Comunque cosa hanno fatto? L'hanno stroncata di sedativi, l'hanno reidratata con delle flebo, ma dopo 2 giorni prontamente ve l'hanno restituita, Mm. perché noi in ospedale non siamo attrezzati. Questo me l'ho sentito ripetere più di una volta. Nel frattempo io però ero riuscito per caso, perché manco il medico di base ne era a conoscenza, sono riuscito a sapere che nel Veneto c'è un centro specializzato per la messa a punto della terapia in fase acuta. È il Centro Regionale per lo Studio dell'Invecchiamento Cerebrale, la sigla è CRIC, allora era ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, aveva 14 posti letto, adesso è stato spostato da qualche tempo in provincia di Padova a Selvazzano di Dentro e per aiutare le famiglie dei malati di Alzheimer i posti letto da 14 li hanno passati a 8. Sono venuto a conoscenza casualmente che c'è questo centro specializzato per la messa a punto della terapia in fase acuta e quindi sono riuscito a contattarli e ad avere un ok per una visita. Un centro, lei pensi che nel Veneto ci sono circa 40.000 malati di Alzheimer, un centro che fa questo lavoro importante ma che ha solo allora 14 posti letto, oggi solo 8, immagini che liste d'attesa ci possono essere. Bene, riuscii ad andare con mia moglie, quella mattina ci sono stati 2 miracoli. Primo perché il primario l'ha visitata, si è resa conto come era la situazione e il secondo miracolo è che in quella mattina avevano dimesso un paziente, c'era un posto letto e ha deciso di ricoverarla subito. E quella è stata la nostra grande fortuna perché lì poi ho visto come si fa a dar da mangiare o dar da bere anche a una persona che non vuole, perché ci sono le sue tecniche che però andrebbero insegnate ai caregiver. E il primario mi disse, guardi, noi adesso qui in 2 settimane mettiamo a punto la terapia in fase acuta con psicofarmaci, perché bisogna passare a questo, però la terapia deve essere tarata per la persona di sua moglie, perché ogni paziente è un caso a sé. E quindi facciamo delle prove di laboratorio, controprove, ma fra 2 settimane lei la deve venire a prendere perché noi di più non la possiamo tenere. E così è stato. E io, siccome mi ero reso conto che a casa non avrei mai potuto gestire una cosa così complicata, per i problemi dell'igiene, per i problemi sanitari, e quindi mi sono dato da fare per cercare una soluzione. E l'ho trovata nel nucleo Sapa di una casa di riposo. Allora, io abitando a Legnago avevo scoperto che c'era il nucleo Sapa a Cerea
che è 5 km da Legnago, e poi a Badia Polesine 20 km. Ho fatto la domanda da tutte e due le parti e è venuto fuori prima fra tutti Badia Polesine. E questi nuclei SAPA sono delle gocce nel mare perché sono 10 posti letto per provincia, pensi lei quanta... E la gente per entrare, anche lì c'è lista d'attesa, eccetera. Sono riuscito a far coincidere le dimissioni di mia moglie dal CRIC con l'entrata in questo nucleo SAPA di Badia Polesine. Ma E lì la decisione del ricovero, com'è stata per lei? L'ha presa da solo, si è confrontato con i figli, l'ha presa in modo razionale? Come è avvenuta questa scelta in quel momento così? ma l'ho presa in modo razionale, ne ho parlato con i figli, però come ho detto prima, la casa è piena di pericoli. Quando una persona non ha più la testa che funziona, ci sono le scale, le finestre, il gas, la luce, i coltelli. Non si può pensare di gestire una persona che è giovane, perché guardi che mia moglie i primi sintomi gli sono venuti che aveva 55 anni. Mm. Allora, un discorso è se gli viene l'Alzheimer a uno che ha più di 80 anni, che dal punto di vista della motilità è anche, diciamo, un po' rallentato. Ma una persona che è ancora giovane, capito? Non è semplice da gestire in una casa se non ha più la testa sta persona. E quindi la decisione è stata una decisione sofferta, ma determinata perché per il bene di mia moglie, perché guardi che nel frattempo mia moglie aveva perso la capacità di mangiare da sola. È entrata nel nucleo SAPA di Badia Polesine, lì gli operatori con pazienza, ma in sole 2 settimane gli hanno fatto riprendere questa abilità e mia moglie ha mangiato da sola per altri 2 anni. Mm. Questo per sottolineare l'importanza di affidare l'ammalato a persone preparate, che si tornano ogni 8 ore e che sanno affrontare tutte le evenienze perché di esperienza già ne hanno tantissima. E quindi io là ho trovato la soluzione ottimale per mia moglie, perché se c'è bisogno dell'infermiere per mettere un catetere ce l'hai pronto, se c'è bisogno di cambiarla ci sono gli operatori, se c'è bisogno del medico c'è il medico. Se sei a casa e hai bisogno di qualcuno, devi aspettare le giornate. E quindi non ho avuto dubbi, insomma. E il suo Eh, ruolo come caregiver è cambiato, ma non è terminato nel momento in cui c'è No, stato. perché fortunatamente in quella struttura si poteva entrare a qualsiasi ora, anche di notte, era aperta sempre. E poi ripensando a quello che è stato poi il periodo del Covid, io sarei impazzito per come ero abituato, perché ero da mia moglie dalla mattina alla sera. Andavo via solo quando... Perché ero sempre là? Perché il personale ha tanta gente da seguire, per cui io andavo là, mia moglie fino a quando camminavo, la prendevo, la portavo fuori dal reparto fino a quando lei deambulava e andavamo a passeggiare in giro fuori nel paese, negli argini dell'Adige. Lei ha camminato per lungo tempo e io quindi ho dato seguito assolutamente a questa ancora capacità perché poi sapevo che nel momento in cui non avrebbe più camminato i problemi sarebbero ancora stati diversi, maggiori, eccetera. E come si informava lei o si è informato della malattia? Cioè leggeva in Allora, qualche la modo? malattia, lei pensi che io ho lavorato in sanità, prima in un laboratorio analisi in ospedale a Legnago e poi in un'azienda farmaceutica, ho lavorato per 37 anni, ma quando il neurologo mi disse Alzheimer, io non ne sapevo niente. Mm. E la mia reazione dentro di me è stata, beh, vabbè, qual è il problema? Conosco tutti gli ospedali e i medici d'Italia, ci sarà una soluzione. Appunto, non sapevo niente. Mm. E quando però appunto me ne sono reso conto, la prima cosa che ho fatto è stata quella di fare un corso di formazione per caregiver ed è stato tragico ma illuminante. Tant'è vero che dopo poco tempo ne ho sentito la necessità di farne un secondo
e mi hanno aiutato tantissimo. E io questi li suggerisco, li consiglio sempre a tutti, perché una persona, una qualsiasi famiglia, fino a quando non ti arriva questa malattia a casa, non ne sa giustamente nulla, e quindi quando l'ammalato comincia a fare cose strane, il familiare tende a correggere, no, come reazione. È normale fare così, però questo è sbagliato. Allora, questa malattia è stata diagnosticata ben 117 anni fa dal dottor Alois Alzheimer e ancora non ha trovato una soluzione terapeutica, farmacologica, funzionale. Però rispetto a 20 o 30 anni fa, oggi se ne sa molto di più su come gestirla correttamente. Solo che come gestirla correttamente va spiegato ai familiari che incappano in questa situazione, capito? E quindi ecco l'utilità dei corsi di formazione. Io ho avuto, diciamo, contatti con persone che hanno vissuto anche loro la crisi comportamentale in un modo micidiale, a gente vicina di casa anche, che però appunto non sapevano come diavolo gestire questa cosa, chiudevano l'ammalato in una stanza chiuso a chiave, che spacca tutto, che faccia quello che vuole, tanto io non so cosa fare, a me nessuno mi aiuta, perché io inizialmente dicevo, ma guardate che non potete fare così, perché è un reato chiudere una persona. Altri legavano la persona a una poltrona, non si può fare sta cosa. Però la gente allargava le braccia e diceva, ma se a me nessuno mi aiuta, io cosa devo fare? Mm. Questa è la tragedia. Comunque, tornando invece alla casa di riposo, io alla sera uscivo di là col cuore a pezzi, però uscivo di là tranquillo, perché sapevo che mia moglie era in buone mani, aveva cenato, la mettevano a letto e quindi potevo respirare e rilassarmi un po'. E con lei mi sono fatto 11 anni di casa di riposo, Mm. che mi sembra impossibile, però il ritmo delle cose è stato talmente tanto che non me ne sono reso conto. C'è da dire però che a me mi ha salvato con la mia terapia personale, che è stata quella di, per non cadere nella depressione o nello sconforto, è stata quello di impegnarmi in mille cose, in mille attività. Mi ricordo che gli amici mi dicevano, ma sei sempre di corsa? Mm. E certo, dico, io non ho la passione di stare lì seduto al bar come voi a guardare quelli che passano. E io ho sentito la necessità di essere sempre occupato. Mi sono iscritto in quel periodo ai volontari del soccorso, che è stata un'esperienza molto utile, perché ti rendi conto che non sei l'unico ad avere problemi, perché esistono anche gli altri, magari con problemi anche più grossi del tuo. Quindi i volontari del soccorso, la parrocchia, il CTG, i Lions, il circolo anziani, in ogni situazione ho cercato di fare qualcosa. E io ho sempre dormito molto poco, al massimo 5 ore, per cui le mie serate, le mie nottate, le ore che avevo libere, perché mia moglie magari stava riposando, le dedicavo a queste attività, tra le quali però quella principale è stata quella di scrivere libri. Io è un lavoro che non avevo mai fatto, l'avevo iniziato per caso perché mia moglie aveva il diario di guerra di suo papà che aveva fatto la campagna di Russia. Questo diario lui non aveva mai voluto che nessuno lo leggesse in famiglia, e quando mancò mia moglie lo portò a casa, l'abbiamo letto, non c'era nulla di strano. Io ho avuto l'ispirazione di trascriverlo al computer. Mm. E quando questo lavoro è finito non sapevo come fare, come proseguire. La fortuna è stata che un industriale di Legnago molto noto, Ariello, era amico di mio suocero, ha saputo di questo lavoro, era a conoscenza dell'esistenza di questo diario, mi chiamò in fabbrica e mi disse faccio tutto io. Mm.
E quindi stampò 2000 copie di sto libro e organizzò una presentazione al Teatro Salieri di Legnago fantastica. Pensi che il Teatro Salieri tiene 624 posti, quella sera rimasero fuori 200 persone. Mm. Una roba mai vista per un libro, ma non era per il libro, era perché il papà di Chiara era una persona molto nota in città. E quindi quella è stata la prima e l'unica manifestazione alla quale Chiara era presente. Mm. E lei era già insomma, era compromessa con la malattia, però tutto l'entusiasmo che c'era attorno quella sera, gli amici, i parenti che venivano a complimentarsi, eccetera, lei era felice, ha goduto di quella manifestazione. Poi però è stata appunto l'unica alla quale ha potuto partecipare e io poi negli anni sono riuscito a fare altre cose di un certo livello scrivendo i miei libri e ogni volta però esprimo il rammarico della sua Mm. assenza perché una soddisfazione o una gioia se non la puoi condividere con chi ami non ha nessun valore. Non ho capito. Nei suoi libri che temi sta affrontando, ha affrontato? Sì, i temi. Allora, il primo è stato quello della campagna di Russia e conseguentemente ci sono stati altri due, sempre sulla campagna di Russia, di altre persone che, visto il successo del primo, mi chiesero di occuparne e l'ho fatto. Poi mi sono occupato di alcune biografie, una molto importante sulla figura di mio nonno, che io non ho conosciuto, l'ho conosciuto tramite l'archivio che c'era in famiglia. Il libro si intitola Un cattolico della prima metà del Novecento al servizio di una grande idea. È stato un sindacalista cattolico, scrittore, gestore dell'ufficio provinciale del lavoro, al servizio, ha messo in piedi i sindacati al servizio dei più deboli, degli operai, dei contadini. Ci vorrebbero 2 giorni per raccontare tutto quello che ha fatto quell'uomo. E per esempio, ecco, quando sono uscito con quel libro, perché mio nonno era di Badia Polesine, lì nella casa, nel paese dove eravamo lì io e Chiara. E quando è uscito questo libro ha fatto riemergere la sua figura, l'amministrazione comunale dell'epoca decise di intitolare a lui la nuova sala civica nell'abbazia della Vangalizia. E da allora ogni manifestazione culturale che viene fatta, il luogo è Sala Convegni Battista Sofianchini. E quella è stata una grandissima soddisfazione per me. Mm. E però, appunto, dicevo, non ho potuto condividere con Chiara. E questi suoi interessi l'hanno in qualche modo aiutata o salvata rispetto alla sua esperienza anche difficile di caregiver? Mantenere quindi altri interessi, avere una vita così attiva è stato qualcosa che le ha dato anche la forza di andare avanti Eh sì, nonostante la malattia. questo assolutamente. Sempre sull'archivio di mio nonno poi ho potuto tirare fuori altri 2 libri, uno di poesie e uno di poesie che raccoglieva i suoi migliori scritti di altissimo valore culturale e spirituale. Mm. E poi un libro sulla prima guerra mondiale. Cioè in questo libro racconta tutto quello come è stata vissuta a casa dalle famiglie quella guerra e tutto quello che hanno fatto le persone di buona volontà per aiutare i soldati al fronte e i soldati in prigionia. Anche qui 2 libri molto belli. Poi mi sono interessato alla figura di un santo, Mm. ho scritto 3 libri anche su questo, va Quindi bene. torna alla spiritualità di cui mi parlava prima, in qualche modo, la Sì, fede. lì, allora io, perché io sono nato poi a Badia Polesine, quindi io sono ritornato al mio paese. Io mi ricordavo cosa veniva fatto quando c'era la festa del patrono. E dopo che sono tornato al mio paese, dopo circa 40 anni, alla prima festa del patrono, mi accorgo che non succede nulla. Mm. Non c'era nessun segnale rispetto alle manifestazioni del passato, le processioni sull'argine, la benedizione delle acque, convegni, cose, pubblicazioni, zero.
L'unico segnale era che il comune era chiuso perché è la festa del patrono. Mm. Però né il parroco né faceva più niente ed erano più di 34 anni che non facevano più nulla. Allora mi sono messo in testa perché il santo di Badia Polesine si chiama Teobaldo, Mm. è una figura importantissima, è di origine francese, infatti si chiama Thibaut, Saint Thibaut, ed era figlio di una nobile famiglia, è vissuto, è nato nel 1033, è morto nel 1066, quindi 200 anni prima di San Francesco e di Sant'Antonio, ma è stata una figura straordinaria. Pensi solo che la Chiesa romana lo ha valorizzato in questa maniera, il colonnato del Bernini di San Pietro a Roma, nel lato sinistro, la prima statua in alto a sinistra è quella di questo santo. E lì se l'erano dimenticati tutti, il paese, il parroco, tutti, non veniva fatto più nulla. Allora mi sono messo in mente di mettere in piedi, grazie alla mia esperienza che avevo maturato nel lavoro, un piano marketing di valorizzazione di questa figura e con tutte le azioni conseguenti che dovevano essere fatte e quanti soldi sarebbero serviti per fare queste azioni, perché avevano danneggiato la statua, non c'era più, c'era da farne una copia, la reliquia non c'era più, se l'erano fatta rubare, pubblicazioni non ce n'erano, un disastro, non c'era neanche più un santino. Allora io ho messo in piedi questo piano marketing, è venuto fuori che sarebbero servite per attuarlo un totale di 33.000 euro. Bene, io ho studiato un po' i potenziali sponsor, li ho invitati uno alla volta a casa mia, tutti privati cittadini, e ho trovato tutti a 33.000 gli euro che servivano. È stato un altro miracolo di sto San Teobaldo. Ho scritto Sì. 3 libri, uno per i bambini, Ah. uno per le famiglie, un altro è la storia delle reliquie sue fino ai nostri giorni. E questo è riuscito a farlo durante il periodo in cui anche sua moglie era Sempre, malata. sempre, in quegli anni, in quegli 11 anni che sono stato lì a Badia. Poi a un certo momento, io, ecco però, torniamo dall'inizio, io subito quando mollai il lavoro, ritrovandomi a casa da solo con Chiara, i figli erano via tutti e due, sentii la necessità di tenere un diario, Mm. di confrontarmi con qualcuno, confidarmi con qualcuno col mio diario. Ecco, se non l'avessi fatto non sarebbe stato impossibile ricordarsi tutte le cose perché gli avvenimenti sono stati tantissimi. Allora, a un certo momento, quando Chiara ha cominciato a non camminare più e quindi era allettata e ha fatto gli ultimi 4 anni allettata, io andavo comunque alle 8 della mattina, 8 meno un quarto, ero in camera da lei, stavo lì con lei, la accudivo, la prima cosa che facevo l'ho fatta fino all'ultimo giorno. Mm. Entravo nella stanza, ciao Chiara, un bacio nel collo, gli facevo un po' di coccole e lei dal suo torpore apriva gli occhi e sorrideva. Mm. E questa era la mia soddisfazione. Allora dicevo, gli ultimi 4 anni era sempre così in stanza allettata, io mi portavo il computer e il diario e ho trascritto quella esperienza. Quindi ho tirato fuori il primo libro testimonianza dove racconto appunto cosa accade in una famiglia quando arriva il signor Alzheimer. Mm. E questo libro sono riuscito a trovare gli sponsor anche per questo e ho cominciato a presentarlo. E non potevo immaginare che avrebbe avuto il successo e i riscontri che ha avuto. Fatti tutti, fatto tutto con promozioni personali, grazie all'aiuto di amici e di parenti, eccetera. Però quello che è successo è questo. E questo è l'altro miracolo di San Teobaldo, che questo libro lo ha letto il presidente Mattarella e dopo averlo letto mi ha convocato al Quirinale, ha voluto conoscermi, parlarmi e sapere dei problemi, delle difficoltà, eccetera. È stata una vicenda incredibile per me
Mattarella, il presidente, è una persona squisita, di una sensibilità veramente notevoli. Io, a dire il vero, gli avevo scritto una lettera, perché durante tutte le mie presentazioni in giro che avevo fatto di questo libro, avevo ricevuto tantissime promesse, Mm. che se le avessi raccolte tutte potevo scrivere un altro libro di promesse. Mm. Allora, come ultima spesso ho detto, ma scrivo al presidente, tanto cosa vuoi che succeda? Al massimo non succede niente. E invece lui ha letto il libro e mi ha convocato e ha dimostrato che l'aveva letto il libro, perché quando mi ha accolto quel giorno al Quirinale, era in fondo al salone in piedi che mi aspettava, all'orario preciso che mi avevano detto. È incredibile quell'uomo. Mi ha detto, guardi, perché io l'ho salutato, grazie Presidente per questo invito, e lui mi ha risposto, guardi che se anche lei non mi avesse scritto quella lettera, l'avrei convocata comunque perché io ho letto il suo libro. E sono stato con lui circa più di mezz'ora, circa 35 minuti, che mi dicono che è un tempo grandissimo per il Presidente, che non lo dà manco a certi capi di Mm. Stato. Però lui poi a un certo punto mi ha detto, ma chi le ha fatto tutte queste promesse? Oh, cavolo, adesso però che faccio? Non posso non rispondere al Presidente, quindi gli ho detto chi le ha fatte e lui di rimando ha detto va bene, ci penso io. Addio, dico, adesso qua viene fuori un Mm. incidente diplomatico, perché era stato un paio di senatori che mi avevano detto lei dovrà venire a Roma, lei farà qui, la inviteremo di là, eccetera. Quindi il presidente Mattarella mi ha detto ci penso io, ma lui non ha parlato con i senatori, lui ha parlato con la presidente Casellati e dopo pochi mesi mi hanno fatto presentare quel libro al Senato, una cosa per me impensabile. Mm. Ecco, e dopo quell'evento, questi due eventi, io facevo parte anche dei Lions e lì i Lions hanno deciso di appoggiare questa mia iniziativa, questa mia azione che aveva l'obiettivo di fare qualcosa per smuovere qualcosa, dall'indifferenza totale dove sono lasciate 1.200.000 famiglie italiane. Non se ne occupa nessuno di questa gente qua. E quindi i Lions hanno deciso di appoggiare questa cosa. Allora cosa abbiamo fatto? Hanno messo in piedi due comitati, uno operativo e uno di studio, che mi hanno dato da coordinare tutti e due. Con quello operativo abbiamo messo in piedi corsi di formazione in videoconferenza ed è stata durante la pandemia, ed è stata una scelta vincente, assolutamente, perché abbiamo consentito a questi familiari, da tutta Italia siamo stati seguiti e anche dall'estero, pensi, dagli Stati Uniti, dall'Australia, persone che hanno i familiari in Italia e seguivano il corso da là per poi dare le istruzioni alla badante, Mm. capito? È stata una scelta vincente perché appunto abbiamo consentito a queste persone di essere informati e di seguire e di sapere senza muoversi da casa. E abbiamo contattato e alla fine di questi corsi abbiamo inviato gratuitamente a tutti un manuale operativo preziosissimo dove c'è scritto per filo e per segno cosa fare nell'approccio a questi ammalati e cosa non fare. E personalmente ne ho spediti più di 1.500 di questi manuali, un lavoro veramente notevole. Invece con l'altro comitato abbiamo cominciato a lavorare per mettere in piedi una proposta di legge per aiutare queste famiglie. E devo dire che il lavoro è proseguito, anche se nel frattempo mia moglie era mancata. Mm. Mia moglie una mattina che ero lì semplicemente ha smesso di respirare e quindi è mancata. Perché lo voglio sottolineare questo? Perché quando poi viene a mancare l'ammalato, di solito il familiare scompare. Io lo vedo nell'associazione di cui faccio parte, familiari malati di Alzheimer di Verona, i familiari non ne vogliono più sapere perché giustamente è un'esperienza così pesante
che scompaiono. Ecco, invece a me è successo l'opposto. A me la determinazione e la rabbia che avevo dentro per cercare di fare qualcosa hanno fatto sì che il mio impegno si è triplicato. E quindi ci ho messo impegno e anche risorse personali per cercare di fare qualche cosa. E devo dire che siamo riusciti ad aprile, perché poi di mezzo ci si è messo tutto, eravamo pronti un anno e mezzo fa a presentare questa proposta di legge. La presentammo nella sala conferenze di Montecitorio, facemmo una conferenza stampa di presentazione alla quale doveva seguire un convegno nazionale di presentazione, se non che cade il governo Draghi, ci sono le elezioni, bisogna aspettare i nuovi ministri, eccetera, abbiamo perso un altro anno, ma ad aprile scorso a Roma, il 19 di aprile, alla sala capitolare del Senato, abbiamo realizzato il convegno e presentato la nostra proposta. Lì c'era il ministro Locatelli, il ministro della disabilità, la quale ci ha detto in quella sede, bene, le vostre proposte sono importanti, significative, perché vengono poi dall'esperienza diretta e vengono dal basso. Vi convocheremo al Ministero perché abbiamo approvato il PNRR, ma dobbiamo riempire di contenuti i decreti attuativi. Per cui io mi sono detto, ma se ci riusciamo, cavolo, facciamo, quello è il raggiungimento dell'obiettivo. Beh, devo dire che 10 giorni fa siamo stati convocati, abbiamo iniziato a trasferire quelli che sono i contenuti della nostra proposta, ci saranno altri step e un senatore che è quello col quale abbiamo avuto il primo contatto, è determinato insieme alla ministra Locatelli a depositare al più presto questa proposta di legge. Guardi, se ci riusciamo, io dopo veramente vado in pensione, perché quello Chiude sarebbe un il ciclo, raggiungimento dell'obiettivo. si chiude un ciclo in qualche modo. Ecco, e poi ecco, l'ultima cosa è che l'ho presentato l'anno scorso, il mio ultimo libro, il libro numero 17, che non avrei mai pensato di fare robe del genere. Io non ho mai scritto. A proposito, i libri non ne ho mai venduto uno, perché ho sempre fatto presentazioni raccogliendo fondi per l'Associazione Familiari Malati di Alzheimer o per altre finalità, tipo il restauro della porta della chiesa o robe del genere. Io non ho mai venduto un libro, ho sempre raccolto fondi. Allora, in quest'ultimo libro mi è stato suggerito da una persona che era a conoscenza di tutte le attività che ho fatto in quegli 11 anni a Badia e mi ha detto, guarda che meriterebbe che tu le raccontassi. Allora ci ho pensato un po' e poi ho cominciato a scrivere e dopo 6 mesi ho mandato questa prima stesura al neurologo di riferimento che ci ha sempre seguito e gli ho detto dai un'occhiata e fammi sapere se può avere una ragione di essere pubblicato o se è una roba troppo personale. Lui dopo un paio di mesi, quando ha letto per bene questa cosa, mi ha detto Giorgio, assolutamente vai avanti perché può essere un esempio molto importante per tanti altri caregiver. E questo libro si intitola Alzheimer, essere caregiver, storia d'amore, sconforto e resilienza. E ho iniziato già dall'anno scorso a presentarlo, ho fatto ad oggi 35 presentazioni. Ovunque mi chiamano io vado. L'ultima l'ho fatta a Cervia, ma ne ho già programmate a settembre a Casalecchio di Reno, nel Veneto, eccetera. E cosa A dicono le persone? Milano, prego. Cosa le dicono le persone dopo che hanno letto o Ah, guardi, ascoltato? veramente, i complimenti si sprecano, ma a me non mi interessano i complimenti, a me interessa riuscire a fare qualche cosa. E io chiedo alle persone la partecipazione e la condivisione. Per esempio,
perché il commento più semplice che fanno è ah, ce ne dovrebbero essere di persone come lei. Mm. E vabbè, ma una persona da sola non riesce a fare nulla, bisogna essere squadre o moltitudini. Mm. Allora, quando abbiamo fatto il convegno a Roma il 19 di aprile, noi l'abbiamo trasmesso in videoconferenza, in streaming, e quindi io mi sono dato da fare per comunicare a tutte quelle 1500 persone che avevano fatto i corsi, di seguire e di restare collegati durante il lavoro per dimostrare che siamo una moltitudine, non quattro gatti sparuti. Perché è questo che guardano i politici, i Mm. decisori, è questo che guardano. Purtroppo la situazione è così, o fai un qualcosa di eclatante oppure non ti considera nessuno. Guardi, un esempio recentissimo è quello di quella studentessa che ha messo una tenda davanti al Politecnico di Milano per protestare per il caro affitti. Bene, ha visto come si sono mosse televisioni, mezzi di comunicazione. In pochi giorni il governo ha trovato 660 milioni di euro per questo problema. Ma io dico, cavolo, cosa dobbiamo fare noi familiari malati di Alzheimer? Mi devo legare alla sbarra del casello di Verona Sud in modo che ogni volta che si alza, che si mi abbassa, mi vedono, mi vede qualcuno. Dobbiamo accendere un fuoco in cima a un campanile. Cosa dobbiamo fare perché qualcuno si prenda a cuore questo problema? Qui ci sono 1.200.000 famiglie italiane che vivono nella disperazione totale, abbandonate e seguite da nessuno. Nelle mie presentazioni di libri, mi ricordo quella a Chieti, una signora nella platea, perché io racconto sempre la vicenda, il percorso di quello che è capitato a noi. La signora nella platea dice, guardi, mio marito in questo momento è in piena crisi comportamentale, io non so più cosa fare. Ho chiesto una visita al neurologo, mi hanno detto fra 6 mesi. E questa è una vergogna, è una cosa inaccettabile, non si può lasciare la gente e le famiglie in questa maniera qua. Allora, l'Italia è lunga e variegata, ci sono delle isole felici o delle eccellenze come indubbiamente è Treviso, come è Belluno, come è Brescia, va bene, ma ci sono anche invece la stragrande maggioranza, c'è il deserto totale. E quindi io, guardi, per un certo periodo ho anche raccolto le notizie che passano così, no, nell'indifferenza totale. Mi ricordo ad Arezzo, un figlio carica la mamma in macchina, va in periferia, spara alla mamma e si spara e lascia un biglietto. Non ce la facevamo più. Lei pensi la determinazione o lo sconcerto di un ragazzo, un signore che uccide sua madre per disperazione. È pazzesco sto fatto. Un medico a Milano, mi ricordo, ha ucciso la moglie a letto, non ce la faceva più a vederla in quelle condizioni. Quando ho parlato col presidente Mattarella, ne abbiamo parlato di questo problema. Lui mi disse, guardi, lo so benissimo, io ho già dato la grazia a 2 persone di questo genere, che hanno fatto reati di questo genere, persone che sono avanti oramai con gli anni, eccetera, e lasciarli in galera dopo questa tragedia è quanto di... Quindi è un problema che c'è, esiste, ma queste notizie, no? Scorrono nei telegiornali, no? È successo anche nel Padovano 2 anni fa, a Verona è successo 3 volte, lui uccide lei e si uccide. La notizia successiva, la Juventus ha vinto ieri contro il Mm. Benfica, ecco, e quindi non ci bada nessuno. E quindi è un Allora, problema non solo sanitario, è un problema sociale, è un problema complesso che va affrontato in più modi e in più direzioni. esatto, ecco, quindi ricapitolando, io al di là del cercare di gestire al meglio la situazione di mia moglie perché soffrisse il meno possibile, questo è stato il mio obiettivo costante sempre, che lei soffrisse il meno possibile e me ne sono inventate di tutti i colori, ne ho fatte di tutti i colori e queste cose sono descritte nei 2 Mm. libri testimonianza.
Va bene, ma poi ecco, ho cercato assolutamente di agire perché sta situazione possa cambiare. Non è possibile andare avanti in questa maniera qua. Mm. E Va c'è un bene. appello che lei o un messaggio che lei vorrebbe lasciare ai caregiver e alle caregiver? Allora, il messaggio che voglio lasciare ai caregiver è quello di non isolarsi, assolutamente, non vale la pena, non serve isolarsi, si sta male. Guardi che le statistiche dicono che assumono più psicofarmaci i familiari degli ammalati. Mm. Solo questo la dice lunga. Allora, non isolarsi, cercare di riservarsi uno spazio, così come io ho trovato aiuto e conforto nel scrivere libri e fare le altre cose. Io dico sempre a tutti, hai la passione di andare a pescare? Riservati un pomeriggio alla settimana, vai a pescare. Ti piace coltivare l'orto? Continua a farlo. Ti piace dipingere? Ti piace andare all'associazione degli scacchi ogni tanto? Vai, mantieniti uno spazio perché è vitale questa cosa qua. E poi ancora il consiglio che do è quello assolutamente di fare corsi di formazione, perché quelli ti aprono la mente, ti dicono esattamente, ti fanno accettare la malattia, perché tanti familiari non l'accettano, la contrastano. Io ho conosciuto una signora dov'era, non di Perugia, adesso di un'altra città, di Rimini, una signora di Rimini, architetto anche suo marito, va bene. Lei mi ha contattato dopo che suo marito era già mancato. Due figure di un certo livello, lei mi mandò un filmatino di questo signore già malato di Alzheimer, ma che suonava il piano in una maniera straordinaria. Aranquezza al piano, mi ricordo, roba da pelle d'oca, va bene. Bene, sta signora mi raccontava che lei non ha, tranquillamente, lei non ha accettato mai questa malattia. Lei litigava con suo marito e quando lui era in crisi, lei usciva di casa, lo insultava, andava fuori e lo lasciava lì e lui dalla finestra apriva le finestre e gli diceva parolacce. Cioè io gli ho detto, signora Susi, ma si può fare sta roba del genere? Lei non aveva bisogno di un corso di formazione, aveva bisogno di un corso universitario, Mm. di una dose urto, non si può gestire così, ma per dire che c'è di tutti i colori, per cui il consiglio è proprio quello di non isolarsi, trovare degli spazi per sé, per avere respiro e fare corsi di formazione per approcciare in maniera corretta. Io non mi posso scordare una figlia che alla fine di uno dei nostri corsi di formazione, ai quali io collaboro con quelli di Verona, ci ha scritto che sua mamma era da più di un anno che era muta, silenziosa, in disparte, non partecipava più a nessuna attività della famiglia. Grazie al vostro corso, ha scritto questa persona, ci siamo resi conto che eravamo io e mio fratello a sbagliare. Mm. Abbiamo iniziato ad adottare i vostri suggerimenti, i vostri consigli e vi posso dire che mia mamma dopo un anno è tornata a sorridere ed è tornata a partecipare all'attività di casa, a apparecchiare la tavola, a rifare i letti, fare le cose comuni. Allora, questo dimostra quanto è importante questi corsi di formazione. Grazie, grazie mille, dottor Soffiantini, per aver condiviso con noi la sua esperienza. Poi noi qui sotto nel link metteremo anche i riferimenti ai suoi libri e alle sue attività e grazie ancora per aver accettato questa intervista. Grazie a lei e speriamo che tutto ciò appunto possa servire un domani a qualcosa, a smuovere queste acque. Grazie, buona giornata.